Bentornati, nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Andiamo a vedere subito nel dettaglio la prima tendenza per quanto riguarda l'inverno, la prima parte, quindi tra novembre e gennaio 2025-2026, e poi l'evoluzione per la prossima settimana, che vede l'ingresso di una nuova forte perturbazione tra martedì e soprattutto mercoledì. Quindi andiamo a vedere proprio nel dettaglio. Guardate come invece avremo l'anticiclone predominante questo weekend, con condizioni meteo quindi stabili pressoché soleggiate dappertutto, eccetto qualche velatura passeggera e qualche cumulo pomeridiano sui monti. Quindi nel complesso vivremo temperature in media col periodo, ma attenzione, saremo sopra la media praticamente quasi su tutto il centro-sud, con picchi anche di 33 gradi sulle regioni ioniche, e invece sulle due isole maggiori anche fino a 36 gradi, specie sulla Sardegna. Addirittura sulla Val Padana toccheremo valori addirittura con punti di 30-31 gradi, minori invece al nord-est tra i 26 e i 28 gradi. Insomma, poi invece assisteremo a un progressivo avvicinamento delle correnti umide atlantiche che proprio nella giornata di lunedì si faranno ben sentire, e quindi avremo un progressivo peggioramento del tempo proprio a partire dai settori del nord-ovest. Aumenterà la nuvolosità, aumenteranno le stratificazioni, diverranno più compatte, non solo al nord ma anche sul versante tirrenico e anche su parte delle regioni adriatiche e del sud, ma saranno comunque velature sottili passeggere, e questo segnale di un peggioramento che avverrà ovviamente da prima nella giornata di lunedì sulla Francia, sulla Germania, su tali zone, e poi la risalita di un flusso ancora più umido proveniente dal Nord Africa riuscirà a collegarsi proprio con il sistema depressionario proprio sul Nord Atlantico e ovviamente sulla Francia e la Gibilterra, causa l'avvicinamento di una depressione, per portare a una nuova fase di maltempo, con un martedì che porterà già i primi fenomeni, con instabilità che sarà piuttosto diffusa soprattutto dell'Alto Adriatico, quindi qua avremo i fenomeni più intensi anche sul Piemonte, quindi queste le aree più coinvolte, e poi entro il pomeriggio e la serata con sviluppo di alcuni temporali rovesci sul Triveneto, in modo particolare, come vedete, il Veneto è il più favorito. Addirittura tutta la Sardegna dovrebbe risentire di piogge e di qualche locale temporale, che sarà molto probabile proprio per lo sviluppo di questo sistema temporalesco su Barcellona e sui settori quindi della Spagna orientale. E questo dovuto poi, come vedete, al movimento quindi di questo flusso instabile, che riuscirà poi a raggiungere nella giornata di mercoledì, soprattutto tra la notte e la mattinata, tutto quanto il medio alto Tirreno, e poi anche tutto quanto il nord Italia, soprattutto sul nord-ovest, il più favorito, e il rischio ancora di nubifragi e di importanti grandinate fino a medie dimensioni. Questa è l'evoluzione che vede quindi un peggioramento che colpirà maggiormente quindi dal Lazio in su, compresa anche l'Umbria, e il comparto adriatico comunque il meno favorito, ma sempre sulla Romagna e il veneziano ci saranno i fenomeni. Altrove invece avremo un recupero delle temperature, si rialzeranno dovuto appunto a un sistema di matrice africana che farà rialzare quindi le temperature sul versante ionico, sulla Sardegna e sulla Sicilia, qui le temperature supereranno anche i 35 gradi. Guardate invece poi, parlando ovviamente di un altro argomento, quella che è la tendenza per quanto riguarda la prima parte dell'inverno, come evolverà la fase inizialmente, perché sarà un po' come l'anno scorso, un po' una fotocopia. Infatti notiamo come nella media per la prima parte dell'inverno avremo tra novembre e gennaio un maggior flusso instabile proveniente dal nord Atlantico, che favorirà quindi maggiormente le nevicate sulle aree in blu, come vedete. Quindi queste saranno le aree più soggette. Ancora una volta però le Alpi finalmente riceveranno più nevicate rispetto agli scorsi anni, una buona notizia. E poi vediamo invece in generale tra novembre e dicembre dove agiranno maggiormente le nevicate. Come vedete, soprattutto sulla Norvegia, sulla Scandinavia avremo un maggior flusso di correnti fredde polari, quindi qui avremo la maggior presenza
di nevicate, a differenza invece dell'Europa centro-orientale che avrà invece più flussi molto caldi e quindi temperature sopra la media e quindi poche precipitazioni. Poi invece attenzione proprio per il mese di gennaio, che dalle prospettive, almeno ad oggi, si vede molto nevoso, non solo sui monti ma guardate anche su tutto quanta la Val Padana, per la formazione del classico cuscinetto e soprattutto per la disposizione dell'alta pressione proprio bloccata sulla Scandinavia e sul vortice polare, quindi la Groenlandia, l'Islanda, che favorirà quindi una rottura, per così dire, del vortice polare, che invierà quindi questi flussi molto freddi verso le nostre aree. Vedremo se questa evoluzione subirà modifiche, sicuramente, perché c'è ancora una distanza temporale davvero elevata, ma intanto abbiamo già un primo quadro generale di come potrebbe evolvere, insomma, nel corso dei prossimi mesi l'evoluzione della prima parte invernale. E rimanete come sempre aggiornati per non perdere i prossimi contenuti.